Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque anche oggi in apertura l'emergenza incendi, diversi roghi anche oggi in tutta la Calabria. La giunta regionale, su proposta del governatore Oliverio, ha chiesto al governo nazionale lo stato di calamità proprio per l'emergenza incendi che sta devastando la nostra regione. La Calabria continua a bruciare, roghi anche oggi in tutta la regione. Solo ieri il fuoco ha fatto registrare 2 vittime, una nel Cosentino a San Pietro in Guarano, l'altra nel Vibonese a Cessaniti. L'emergenza non è affatto conclusa. Nel Cosentino i vigili del fuoco sono al lavoro in diversi centri. La situazione più preoccupante è a Spezzano della Sile e a Spezzano Piccolo. Su tutta la provincia in azione 2 Canadair e 2 elicotteri. Intanto la Regione Calabria chiederà al governo di dichiarare lo stato di emergenza per gli incendi. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Mario Oliverio, che segue costantemente l'andamento dell'emergenza attraverso l'unità di crisi istituita presso la Presidenza della Giunta regionale. Sono centinaia gli incendi su tutto il territorio. La situazione è molto difficile, ma molti dei roghi, lo sottolinea lo stesso governatore, sono causati da condotte umane colpose o dolose. E così il Presidente della Regione ha rivolto un appello ai cittadini affinché segnalino con tempestività alle forze di polizia tutti gli atti e le condotte illecite che possano causare incendi e provocare la distruzione di un ingente patrimonio paesaggistico con incommensurabili danni ambientali ed elevati rischi in termini di sicurezza per la collettività. Bisogna mantenere alta la guardia, non potendosi ritenere ancora chiusa l'emergenza. L'istanza al Governo nazionale per la dichiarazione dello stato di emergenza formalizzata nel corso della riunione di giunta convocata oggi in via straordinaria proprio in relazione all'emergenza incendi. Intanto continua l'allerta nel Cosentino. Dalla prefettura di Cosenza, dove continua il lavoro dell'unità di crisi, fanno sapere che la situazione è sotto controllo e per ora non si registrano episodi particolarmente gravi né danni alle abitazioni. C'è un lieve miglioramento rispetto alla pesante giornata di ieri. L'attenzione però rimane alta anche a causa del forte vento, elemento che rischia di aggravare la già difficile situazione.